Fianco a fianco, sventolando le bandiere dei sindacati, caschetti a terra che simboleggiano i morti sul lavoro. Qualcuno mostra la fotografia di Anila Grisciai, la giovane operaia che ha perso la vita a Pieve di Soligo. Gli infortuni e le morti sul lavoro sono in aumento. I sindacati confederali di CGIL e CISL e UIL, assieme ai lavoratori, da anni si battono per riuscire a invertire significativamente la rotta. Insieme hanno deciso di indire un presidio di fronte alla sede di Confindustria Veneto in piazza delle istituzioni a Treviso. Siamo stanchi di commentare il giorno dopo la morte di una persona. Noi vogliamo che ci siano prese di posizioni concrete da parte della politica, da parte delle istituzioni, da parte delle controparti, a partire da Confindustria. La cultura della sicurezza purtroppo non è ancora divenuta un cardine nelle realtà imprenditoriali. Questo deve essere il motivo dell'incremento, seppur minimo, più 0,8% rispetto allo scorso anno, del numero delle vittime rilevate. In Italia la maglia nera va alla Lombardia, segue il Veneto. Basta fare poco di più, limitando un po' di margine del profitto, perché è legittimo il diritto dell'imprenditore di avere un proprio profitto, ma limitando un margine di quel profitto si può investire maggiori risorse in sicurezza che servono a tutelare i lavoratori. Dalle statistiche inoltre si è rilevato che per chi ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni il rischio di morire sul lavoro è praticamente doppio rispetto ai colleghi che hanno un'età compresa tra i 25 e i 34 anni. I più anziani non se la passano meglio, infatti l'incidenza più elevata si registra nella fascia dei lavoratori ultra 65 anni. Perché noi pensiamo che il principio dei 0 morti sul lavoro sia un fatto realizzabile, non sia un'utopia.